benvenuti a Noi Chiesa. Con la celebrazione delle messe vespertine inizia il tempo forte dell'Avvento. Caritas Diocesana ha preparato in questi giorni materiali, un pieghevole, che viene distribuito in tutte le parrocchie e in tutte le comunità. Contiene alcuni percorsi di approfondimento, alcune riflessioni sul lavoro di rete che è stato avviato e che viene consolidato proprio in questi mesi, nell'ottica di sostenere tutte, tutti e ciascuno a mettere sotto il proprio punto di vista, sotto la propria osservazione, tutte quelle povertà che troppo spesso restano nascoste. Benvenute e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. La nostra diocesi ha un nuovo diacono. Nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, il vescovo Giampio De Vasini ha infatti ordinato Andrea Strada della parrocchia di Santa Margherita di Testana. Tra le parole che il vescovo ha voluto lasciare in consegna al nuovo diacono ci sono umiltà, piccolezza e mitezza. Sentiamo il servizio di Andrea Capitani. Umiltà, piccolezza, mitezza sono tre le parole che nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, il Vescovo di Chiavari ha consegnato nelle mani di Andrea Strada, che nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari è stato ordinato diacono. Guardando a Maria, Monsignor De Vasini ha chiesto al giovane della parrocchia di Santa Margherita di Testana di Avegno di vivere il suo nuovo mandato seguendo la chiamata al servizio. La diaconia, ha detto il Vescovo, non è un ministero di pochi, ma la vocazione di tutto il popolo santo di Dio. Caro Andrea, non cercare di essere perfetto, cerca di essere ferito dall'amore, perché solo nella misura in cui sarà così, sarai davvero diacono del Vangelo. Tanti i gesti che hanno scandito l'ordinazione diaconale. Primo, la presentazione del candidato diacono, poi il suo giuramento. Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa per mezzo della imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Ad accompagnare Andrea, la famiglia e i tanti amici. Due lo hanno aiutato a vestire la stola e la veste dopo l'ordinazione e prima dell'abbraccio fraterno con il vescovo e i confratelli. Un abbraccio che è proseguito poi al termine della celebrazione. Tanta emozione, e tanto sostegno e bene. Ho visto un po' delle persone che poi di fatto mi hanno accompagnato in questi anni, che erano presenti. Cosa senti di dire loro? È un impegno, un punto di arrivo ma di partenza soprattutto? Beh, innanzitutto grazie, questo lo sento di cuore. E poi sì, è un punto di partenza per un nuovo cammino, quindi sì. Sei stata anche a Cuba, quanto questo ti ha lasciato nel cuore? Beh, diciamo che è stato ritrovare un po' la parte essenziale, è stato un po' ritoccare con mano questo. Sono grato anche dell'esperienza di Cuba, delle persone di Cuba. E nella solennità dell'Immacolata Concezione il Vescovo ha celebrato l'Eucarestia secondo un'antica tradizione nella chiesetta del convento dei frati a Sestri Levante. Il vescovo Giampio De Vasini ha affidato alla Vergine quello che è più di un desiderio, l'auspicio che il convento dei frati di Sestri Levante, luogo del cuore per una intera generazione di ragazze e ragazzi della Sestri di qualche decennio fa, possa tornare ad essere un centro vivo di spiritualità, cuore della vita della città. Lo ha fatto celebrando l'Eucarestia nel giorno dell'Immacolata Concezione nella chiesetta affacciata sulla splendida baia, secondo un'antica tradizione, rispettata anche quest'anno, anche se da qualche tempo i frati non sono più di casa in questo luogo. Eppure era gremita la chiesa del convento, di fedeli che lo riconoscono come una casa che li ha visti crescere nella fede e nelle relazioni e che oggi resta nel cuore di tutte e di tutti. C'era anche una folta rappresentanza dei membri della confraternita di Santa Caterina, nata sull'isola, là dove oggi restano i ruderi dell'antico oratorio e oggi custode della chiesa di San Pietro in Vincoli, nel centro storico di Sestri, e c'era anche l'amministrazione comunale. Il vescovo nell'omelia ha ricordato
ricordato che la festa dell'Immacolata Concezione è un anticipo generoso di speranza, perché fa gustare nel primo istante di vita di una giovane donna ciò che sarà il fine di ciascuno: diventare santi e immacolati davanti a Dio nell'amore. Tutto in questa festa rimanda al giorno del concepimento, avvolto dal mistero di un tempo di cui non si ha memoria, un tempo in cui l'amore di Dio ha preceduto l'esistenza umana. E l'esistenza di ciascuno di noi si gioca tutta nella nostra capacità di restare in questo amore. È una buona notizia sapere che ognuno di noi è stato una creatura pensata, ma è una notizia ancor più buona sapere che una di noi, una creatura, Maria, è stata pensata in un amore rivolto non solo a lei, ma a tutti. Il vescovo ha fatto riferimento al racconto evangelico dell'Annunciazione, da cui la Chiesa ha desunto la dottrina del dogma dell'Immacolata. Ecco, l'amore ostinato, sognatore, audace, folle di Dio raggiunge una cittadina sconosciuta e marginale, in cui abita una donna sconosciuta e marginale, dalla storia sconosciuta e marginale, e fa del suo piccolo ventre il centro della storia, il centro di ogni storia. Siamo tutti debitori a Maria del suo sì, ha ricordato Monsignor De Vasini, ma questo debito non si ripaga attraverso un culto superficiale che pone Maria distante dall'esperienza concreta dell'amore quotidiano, ma imparando a dire sì. Dire sì al progetto di Dio, dire sì alla sua chiamata, alla vita, dando il nostro contributo al processo di umanizzazione della nostra Chiesa, della nostra città, del mondo intero. Il periodo prenatalizio è denso di incontri e di scambi di auguri. Il vescovo tradizionalmente incontra numerosi gruppi in rappresentanza di altrettante realtà sociali del nostro territorio. In particolare nei giorni scorsi Monsignor Giampio De Vasini ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti che si trovano nel nostro territorio. È stata l'occasione per affrontare il tema delle fatiche degli adolescenti di oggi e anche per affrontare il tema della frequenza all'ora di religione nelle scuole di ogni ordine e grado. Vediamo. Un'opportunità per mettere al centro i giovani. Anche quest'anno il vescovo di Chiavari, Monsignor Giampio De Vasini, ha incontrato i dirigenti scolastici del territorio per affrontare le nuove sfide della scuola, condividere esperienze e proporre collaborazioni, focalizzandosi su temi come il supporto ai giovani e alle loro fragilità, promuovendo progetti concreti e un approccio collaborativo tra scuola e Chiesa. L'occasione è un dialogo che c'è un po' tradizionalmente per lo scambio degli auguri natalizi, ma anche l'occasione in particolare quest'anno di parlare dell'importanza dell'insegnamento della religione cattolica, una materia che da tanti anni è inserita nel curriculum delle scuole anche statali, ma che diciamo oggi vive anche qualche difficoltà per quanto riguarda l'adesione a questa ora, per cui il confronto con il Vescovo è anche l'occasione per poterci vedere con i dirigenti e valutare quello che di buono si vede, soprattutto dal punto di vista culturale, per quanto riguarda i ragazzi, nel conoscere il patrimonio culturale e religioso italiano, ma anche qualche suggerimento magari per poter anche sul nostro territorio aumentare l'incidenza di questa materia. La sfida delle scuole resta quella di accompagnare i ragazzi e le ragazze a crescere con senso di responsabilità. Così dirigenti scolastici e diocesi uniscono le forze per condividere problematiche e iniziative al fine di supportare studenti, genitori e insegnanti in un momento in cui la scuola attraversa fasi complesse. L'incontro di oggi è un appuntamento annuale che ogni anno ci vede coinvolti con la voglia di condividere con la realtà della Chiesa degli obiettivi comuni, che sono quelli della cura dei giovani e del loro benessere. Che momento sta vivendo la scuola in questo momento?
La scuola sta vivendo un momento molto ricco a livello di stimoli esterni, economici, ma allo stesso tempo anche delicato, proprio se pensiamo ai giovani, alla loro situazione psicologica e al modo in cui affrontano l'adolescenza. Come si può aiutarli? Ma per aiutare i giovani è importante dare loro il tempo di parlare e mettersi in una condizione di ascolto attivo, in cui la scuola cerca veramente di dare delle risposte alle loro richieste di aiuto più o meno implicite o esplicite. Quali sono i compiti dei docenti verso l'educazione, non solo l'educazione scolastica, ma anche l'educazione proprio emotiva di questi ragazzi? L'educazione emotiva è sicuramente una priorità, ripartire proprio dall'alfabeto emotivo, quindi che cosa provo, riuscire a tirare fuori quello che ho dentro, è davvero importante che i giovani imparino a farlo. Fare rete, essere uniti e guardare nella stessa direzione, fornendo punti fermi agli studenti che si trovano immersi in un mondo a volte troppo grande per loro, bombardati da informazioni e forte competitività che spesso non consente loro di fare scelte semplici in autonomia e serenità. Un incontro che si svolge ogni anno serve per fare un po' il punto sulla situazione dei giovani nel nostro territorio, della formazione. Insomma, la scuola dialoga con tutti i soggetti che hanno a cuore l'educazione e la formazione dei giovani, quindi anche con la Chiesa Cattolica, che è un riferimento territoriale importante. Qual è il punto? Il punto è avere sempre a cuore il bene dei giovani, la loro crescita e la presenza sul territorio di adulti credibili che siano in grado di fare credibilmente educazione e formazione. Sabato alle 16 nel Salone Parrocchiale di Ribasso ci sarà la presentazione del libro che Sergio Gabrovec e Andrea Larizza hanno scritto sulla storia della parrocchia e del quartiere di San Giuseppe dei Piani di Ri. Un libro che è frutto di un lavoro paziente di ricerca. L'appuntamento, come detto, è sabato alle 16 nel Salone Parrocchiale di Ribasso. Ci sarà anche l'intervento del Vescovo. Un libro che racconta la storia della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri, memoria storica raccolta proprio anche sul campo. Che quadro emerge di questa realtà? Dunque è una realtà molto interessante. La parrocchia è giovanissima, è nata nel 1914, però abbiamo trovato varie notizie e informazioni anche sulle chiese precedenti che erano ai Piani di Ri, come quella chiesa di San Siro, che è antica perlomeno come San Michele di Ri, la chiesa poi di Santa Maria Maddalena del 1210 e l'abbazia di Sant'Antonio della fine del 600. Quindi la storia esiste sul territorio, e anche se la parrocchia appunto è giovane, ma la cosa interessante, più interessante che abbiamo notato nelle nostre ricerche è il fatto dello stretto legame che esiste tra la comunità in generale del quartiere e la parrocchia, cioè ambedue sono cresciute insieme. È aumentata l'urbanizzazione dei Piani di Ri, è nata la parrocchia, gli abitanti sono cresciuti da circa 1000 a oltre 5000 e la parrocchia in questi anni appunto è cresciuta. Un quartiere che è cresciuto, che è fatto oggi più che mai anche dalla memoria delle famiglie che vi hanno abitato, vi abitano, e nella ricerca è stato aiutato anche da chi ha vissuto proprio in questi anni nella parrocchia. Sì, certamente. L'apporto di Andreino è stato fondamentale proprio per la conoscenza che lui ha delle famiglie, diciamo, più radicate sul territorio. Abbiamo cercato di estrapolare, di estrarre la memoria dalle persone più anziane, memoria che sarebbe stata destinata a perdersi. E quindi il libro è arricchito anche da questa parte, diciamo. Come siete andati a scovare i ricordi delle famiglie? Erano ben contente di riceverci, ci hanno messo a disposizione parecchie fotografie delle loro famiglie, dei loro avi,
e ci hanno raccontato degli aneddoti molto interessanti della loro vita nel quartiere nella parrocchia di Rè. Questo libro fa memoria anche di un lutto da cui può nascere qualcosa di bello, già anche il crocifisso che in chiesa ricorda la scomparsa di Stefano, anche questo libro vuole essere dedicato a lui. Sì, l'idea di questo è venuta a Sergio, mi ha proposto se ero d'accordo di dedicare il libro a mio figlio Stefano. Chiaramente sono stato più che d'accordo e l'ho ringraziato del pensiero verso mio figlio, verso la mia famiglia. Il libro sarà presentato sabato in parrocchia per chi vuole conoscere altri dettagli, comunque curiosità che vengono riportate all'interno delle pagine può farlo in questo incontro. Il ricavato del libro verrà devoluto per la parrocchia. Sì, chiaramente il ricavato della vendita viene devoluto tutto interamente alla parrocchia, praticamente noi offriamo questo libro alla parrocchia. La parrocchia di San Martino di Zoaglia ha accolto le telecamere di Teleradio Pace per la messa domenicale. Nella seconda domenica di Avvento la celebrazione ha ospitato anche un lieto evento, ossia il battesimo della piccola Maggie. Domenica prossima, 14 dicembre, terza domenica di Avvento, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle 11 dalla parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari. Ora vediamo il nostro servizio. Nella seconda domenica di Avvento la comunità di San Martino a Zoaglia ha accolto le telecamere di Teleradio Pace. La messa in diretta, come ogni domenica, è stata animata da questa comunità in un clima vivace, complice il ponte festivo dell'Immacolata. Qua abbiamo una parte della famiglia del sindaco che era a messa. Sì, partecipiamo ovviamente grazie al Signore che ci ha dato la fede, tutte le domeniche non manchiamo ovviamente alla messa nella nostra comunità, animata da Don Fabio, che come avete visto oggi è veramente un regalo prezioso per la nostra comunità parrocchiale e anche per tutto il territorio, perché anche San Pietro ha da gestire, perciò corre su e giù per le colline, ma ce la fa, è giovane. Anche tanta partecipazione c'è. Sì, grazie a Dio. Oggi avete visto forse più gente perché col ponte sono tanti che hanno le seconde case che approfittano e vengono. Comunque la comunità è nutrita, avete visto i bambini che sono presenti, i catechisti fanno il loro lavoro, diciamo che Zoagli cerca nel limite di un piccolo paese di mantenere appunto i propri valori, soprattutto quelli fondati sulla fede cristiana che abbiamo. L'abbiamo visto con la chitarra. Sì, è un modo per unire la mia passione della chitarra con la messa e rendere anche un po' più interessante il modo di vivere la fede. Come nasce questa tua passione alla musica? Questa mia passione nasce proprio qua dietro. Il maestro Giuliano mi insegnò nel 2010 per la prima volta con la stessa chitarra che ho tuttora, non l'ho mai cambiata, e poi le passioni vere si riconoscono e si portano avanti con naturalezza, e per questo a scuola e poi al liceo ho sempre mantenuto questa pratica finché non ho deciso di applicarla anche in chiesa, rendendo anche un pochettino più interessante e più vivo il coro. È un impegno che hai allora la domenica? No, non è un impegno, è un piacere, si suona con piacere e non è nulla di pesante, anzi, poi essendoci anche un bel coro è un piacere. Adesso ci sono anche nuove chitarre, si cercano nuove canzoni, si scrivono anche nuove canzoni e questo è proprio bello. E la mamma è tra la cantoria? Sì, la mamma, allora il coro non nasce con me, ma io mi sono unita alle altre del coro e partecipo volentieri, imparo, ed è un piccolo coro ma che vuole crescere, soprattutto vuole essere un coro inclusivo, cioè vuole fare canzoni a cui può partecipare tutta l'assemblea, quindi questo diciamo sempre il numero, poi cerchiamo di cantarle prima della messa così le persone le orecchiano, le sentono, e vogliamo ogni tanto anche portare qualche canzone nuova. Adesso appunto ci alleniamo poi una volta alla settimana proprio per essere la domenica un po' più preparati. A volte con questi malanni invernali c'è un po' la voce che viene a mancare, però ce la mettiamo tutta e siamo contenti perché molte persone ci vengono a dire che bella quella canzone che avete cantato, per favore ricantatecela, e quindi siamo proprio vicino anche ai nostri parrocchiani con questo modo di cantare. Grazie mille.
Insomma, è una famiglia che non si annoia, direi. No, è vero, è vero. Beh, ma è piccola, la comunità è una comunità, dobbiamo viverla, essere presenti sempre, anche appunto non solo per il fatto del sindaco, ma proprio perché siamo una comunità piccola e quindi dobbiamo esserci in tutte le situazioni, anche con la Proloco e tutto. Cioè aiutare la comunità a crescere proprio come insieme di persone che si vogliono bene, che si abbracciano. Grazie. Ecco, come si diceva prima, per concludere, sono giorni dove Zoagli in qualche modo si ripopola, no? Per questi ponti dell'8 dicembre e vediamo anche il mercatino in piazza. Sì, esatto, sono anche, come diceva mia moglie, la Proloco organizza i mercatini di Natale, perciò poi appunto approfittando della maggiore affluenza si riempie la piazza, la si anima un po'. Ieri sera sono state accese le luci, le luminarie, il grande albero, tutte queste parti qua, e oggi ci sarà la banda di Rapallo, gli amici che vengono spesso a trovarci, quest'anno avranno le casacchette rosse e gireranno per la piazza per animare. La prossima settimana, il 14, avremo il mercato di Forte dei Marmi, qua sarà un po' più grossa, diciamo, sono 34 banchi, perciò è una situazione abbastanza che riempie molti più. Abbiamo predisposto delle navette per i parcheggi, perché ovviamente il problema nel nostro territorio sono i trasporti. Poi andiamo al 20, che ci sarà invece un grosso appuntamento dedicato ai bambini per fai merenda con Babbo Natale, sarà un modo di stare insieme a giocare, a fare anche attività teatrale. Ci sono dei professionisti grazie al fondo regionale per il turismo che siamo riusciti a ottenere, perciò tutto fino all'Epifania a Zoagli si riempie, sì. A Zoagli vivono tante persone che hanno scelto questo luogo per la sua dimensione piccola e familiare, per la sua bellezza e per la semplicità delle relazioni. TV 2000 per me non la vedevo da un po', adesso invece l'ho ritrovata, però è su TV 2000. Però su Telepace ci sono il rosario del cardinale, come si chiama? Alle 16. Alle 16. Vabbè, insomma, io vi seguo. Lei abita a Zoagli? Sì, abito a Zoagli. Da 50 anni che abito a Zoagli. Non sono ligure, si sente. E dov'è? Sicilia. Allora si trova bene. Sì, qua è la mia seconda casa. No, mi ci trovo bene a Zoagli, un paesino piccolino, brava gente, insomma, una bella comunità. Come va a Zoagli? Ma abbastanza bene, io sono di San Pietro Rovereto. Siamo in concorrenza. Pieve e Prete è uguale praticamente, del resto va abbastanza bene, ecco. E lei cosa ha fatto sempre a Zoagli? Guardi, io ho cominciato a lavorare che avevo 12 anni e mezzo, ho fatto il muratore, più che altro ho lavorato quasi sempre a Zoagli. Poi invece sono andato a Chiavari, da una parte all'altra fino a 80 anni, poi ho smesso, ho piantato lì e basta. Adesso e ce n'era abbastanza. Adesso ce n'ho 93, quindi credo che la mia parte l'ho fatta. Nella seconda domenica del tempo di Avvento la parrocchia di San Martino di Zoagli ha accolto anche la piccola Maggie, che ha celebrato qui il suo battesimo. Oggi abbiamo conosciuto Maggie. Esatto, è andato tutto bene, ma adesso usciti dalla chiesa sì. È stata fin troppo brava. Che paziente. Però sì, è stata una bella funzione, siamo soddisfatti, contenti ed è un dono e è stato bello condividerlo anche con la comunità di Zoagli. Sì. E la mamma cosa dice? La mamma è felice per averla battezzata finalmente. Vabbè sì, ha solo 2 mesi però... Piccolissimo. Sì, però almeno già fa parte già dell'esercito del Signore. Almeno è beata e protetta. E voi abitate qua a Zoagli? A San Pietro. Alla domenica però non venite qua spesso? No, noi siamo sempre su, infatti ci siamo sposati a San Pietro 2 anni fa. Avendo Telepace è stato un attimo di sorpresa quando ce l'ha detto, però... Eravate avvisati? Sì, certo. Eravamo un po' scettici, dire no, dai, perché... Però poi abbiamo detto dai, sì, che bello, dai. Rimarrà nella storia. Rimane nella storia, tra l'altro, è un motivo in più. Non so se nostra figlia un giorno ci ringrazierà o... Farà la giornalista Telepace, sì. Facciamo così. Possiamo già legare il curriculum? Assolutamente. Ci portiamo avanti. Assolutamente. Zoagli accoglie chi sceglie di celebrare qui il sacramento non solo per la sua bellezza, ma soprattutto in ragione dell'esperienza di fede che ciascuno compie. Siamo con Damiano e Gaia, qua sposati nel... Nel? Sono già? Quanti sono? 2 anni. Don Fabio. Noi abbiamo scelto Don Fabio in realtà. Ma perché siamo qua per questo. Noi ci siamo conosciuti a Zoagli
C'è stato un po' un viaggio anche spirituale mio personale, riscoprendo un po' anche la religione qua insieme a Don Fabio, quindi noi ci siamo sposati qua. E adesso dove abitate? Conosciuti in spiaggia, sposati qua. E adesso dove abitiamo? Stiamo gravitando tra il Piemonte e la Lombardia, perché insomma, logisticamente con il lavoro e tutto è ancora un attimo complicato. Perciò Zoagli rimarrà sempre nel vostro cuore. Sempre al centro, è sempre il centro, resta sempre il centro. Perciò appena potete, come in questa occasione, siete a Zoagli. Veniamo qua, esattamente, sì. Anche per salutare il mitico Don. Allora, salutiamo il mitico Don Fabio. Ma io direi che la nostra è una parrocchia benedetta perché i tempi cambiano e non è più ristretta nel limite territoriale, ma grazie al cielo ci apre, si dilata, fedele un po' ai percorsi delle persone. Abbiamo celebrato oggi un battesimo, poi sono frequenti anche le celebrazioni delle nozze. Ma come dico sempre a loro, prepararsi al matrimonio non significa prepararsi al rito, che felicemente si celebra qui perché il posto è bello, ma si celebra chi vogliono essere loro due nella vita. E quindi si apre un percorso, si riscopre un percorso e veramente è proprio mettere le mani in un tesoro prezioso. E loro sono persone che sono diventate sempre più care a me, care alla comunità. E siamo fortunati, siamo benedetti. Ecco, pensa in questo caso anche per i sacerdoti, no? Poi rimane le persone che uno porta a celebrare i matrimoni. Per meno non mi sarei fatto sacerdote. E quindi sì, sono le persone, e poi sono veramente uniche, irripetibili, e mettersi in ascolto di ciascuno di loro per me è davvero una ricchezza straordinaria, dove facciamo circolare un po' di autenticità, di bene, ci sta bene tutti. Nella comunità di Zoagli il presepe è una storia lunga un anno, perché alcuni volontari lavorano per diversi mesi per realizzarlo, tutto a mano, con passione e cura. Il presepe resta allestito dall'8 dicembre al 2 di febbraio. Parliamo anche del presepe, che proprio in questi giorni viene inaugurato. Allora, noi ci facciamo raccontare il Natale dalle pubblicità e dai colori, mentre invece credo che l'ispirazione più bella sia quella di immergerci nella natura e nel mistero santo di Dio. Con quella felice intuizione di San Francesco, il presepe ci aiuta a sentire un po' le vibrazioni più remote, più profonde, che sono di tutti. Noi in particolare abbiamo Rinaldo e abbiamo Mario che incominciano a preparare il presepe il 26 dicembre di tutti gli anni per poi realizzarlo e finalmente renderlo disponibile a partire da domani, dall'Immacolata. Tra l'altro facciamo parte anche dell'esperienza dei passaporti e presepi, questa iniziativa che fa circolare le persone ovunque e vengono qui. L'anno scorso già abbiamo visto tantissime persone che hanno potuto godere di questa opera, perché è tutto realizzato a mano con tanta passione. Quali particolarità quest'anno? Quest'anno è sempre arabo-palestinese e la particolarità è che gli ho cambiato la grotta, che ho fatto quel rudere di un tempio arabo, non so. E le particolarità che ho dato più peso ai pastori quest'anno, ci sono 3 grossi greggi. Ecco, lei ha dato una mano, vi siete dati una mano. Io l'ho aiutato a buttare il palco e le luci, quelle cose lì e basta, perché poi il resto ha fatto tutto lui. Ecco, c'è anche notte e giorno, perciò c'è anche... L'alba, notte e giorno, fa tutto il gioco di luci. Ecco, invece questa è questa rappresentazione con i tetti, il bianco. Paese arabo. Me lo sono immaginato così e l'ho fatto. Mercato e il viale di là tutto pieno di pecore che scende un bel gregge anche dal lato di là. Abbiamo un bel mercato, vediamo. Bellissimo mercato. Tenda beduina col suo grill lì che è acceso, che di notte si vede che quando viene la notte si accende il fuoco, prepara da mangiare. La capanna? Sì, diciamo la capanna, che non è una capanna ma va bene. È un rudere arabo, che una volta era tutto un rudere questo, immaginato tipo il vecchio tempio di Erode con la casa, adesso è diventata quella là, lui se l'è fatta più bella là dietro. E questo era tutto un rudere.
E qua c'è anche il gioco, come dicevamo, si vede adesso è notte. E adesso è notte, le stelle, la luna. Complimenti per il vostro impegno. Grazie. Grazie a voi. Per quanto tempo? Dal 2 febbraio, l'8 dicembre al 2 febbraio. In questo clima di festa la parrocchia ha accolto Teleradio Pace. Il parroco Don Fabio Mazzino ha voluto ringraziare l'emittente diocesana per il servizio che svolge da 35 anni sul territorio. Grazie Don Fabio per l'accoglienza anche di Telepace, oggi in diretta da San Martino di Zoagli. Ma come ho detto all'inizio dell'omelia, sono io a ringraziare a nome della comunità tutto il servizio che fate, perché intanto ci aprite, non ci costringete a uscire fuori dai nostri recinti e a vivere per degli orizzonti più ampi. Poi noi abbiamo una diocesi così bella e quindi anche curiosare cosa fa uno, cosa fa l'altro, penso che le persone che sono a casa siano contente. Io sento tanti riscontri a questo proposito. Per cui se non ci foste bisognerebbe inventarli. Terminiamo così l'appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.